Venezia, Mose, alieni, Alabama. Per colpa del Mose, di quelli che non l'hanno costruito, io ero andata a Venezia e c'era l'acqua alta e mi sono bagnata tutta la pata sgnappa. Avevo tutta la pata sgnappa bagnata e non mi ero neanche eccitata. Io sono andato a Venezia e mi ha fatto tutto schifo, cinesi, acqua alta, spuzza, fogne, tutto. Alabama, venite con me alla scoperta del Mose. Il Mose è una costruzione aliena? Chi è che l'ha voluto? Sarai mica stato tu. Il Mose si dice che sia una costruzione aliena. Secondo un recente studio dell'Alabama University si è scoperto che le pietre all'interno del Mose sono valutate più di 16.000 anni. In che senso? Più di 16.000 anni fa sono state messe. Cosa significa? Che la verità era sotto l'occhio di tutti i veneziani, di tutta l'Italia, di tutto il mondo. Il Mose è sempre stato là. Possiamo parlare che ha un'affinità con le piramidi d'Egitto proprio così, perché si dice che il Mose sia stato costruito dagli alieni. Gli alieni l'hanno voluto, solo gli alieni hanno la tecnologia per far funzionare il Mose, che altrimenti non funzionerebbe se loro non tornassero di questi alieni. Proviamo a capire meglio le sensazioni dei veneziani. Chi è che lo sapeva? Chi è che ha sempre detto che gli alieni siano stati a Venezia e abbiano impiantato il Mose? E poi parlano di colpevoli, è stato quello a rubare, è stato l'altro. No, non è vero, la colpa non è della politica, la colpa è solo degli alieni. Dobbiamo pregare che loro tornino, ci stermineranno. Sentiamo a caldo un po' le opinioni, i pareri dei cittadini veneziani. Io avevo una casa in affitto dell'Ater a Venezia, adesso ci ho fatto un bed and breakfast e se non sistemano il Mose il mio investimento andrà a perdersi completamente in acqua, un buco nell'acqua in poche parole, un altro buco, e che sporo, se lo busi sull'acqua. Sì, noi siamo stati su un bed and breakfast del ragazzo e sa veramente puzza, ci sono i sorsi, i topi, i sorsi. Io ne ho viste e sentite molte in questo periodo, ma se la colpa non è della politica, sicuramente sono stati gli alieni. Io gli alieni li ho visti e so che guadagnano circa 15.000 euro al mese, non so in regione quando prendano. Però guadagnano molto gli alieni. Secondo me un Homo sapiens non può fare questa cosa. In mezzo ai detriti non può costruire il Mose. Gli alieni l'hanno fatto. Lo sanno tutti, si vede. La colpa non è di nessuno se non degli alieni. Ciao, io sono Navarro Gonzales Mose e sono qui per parlarti dell'utilità del Mose, bambini. Bambini, dovete capire che Venezia verrà salvata proprio da queste costruzioni aliene. Quando gli alieni torneranno nella nostra terra, ci daranno la tecnologia per far funzionare il Mose, quindi queste paratie potranno alzarsi e fermare effettivamente l'acqua. Sì, lo so, siete sconvolti da quello che vi dico, ma gli alieni, se non vi stermineranno tutti, ci salveranno. Tanti dicono che gli alieni sono cattivi, ma mi hanno anche violentato a me gli alieni, mi hanno rapito, ma non so storie che voglio raccontarvi. Facciamo attenzione agli alieni. Cioè, non so, mi ha spiegato un sacco di volte come che funziona il Mose, ma come se che può funzionare una diga sotto acqua? Beh, c'è come che mi mettesse dei cenieri qua sotto, de ferro, e vuol dire che non sei rusinista, ma chi sei sti dottori, sti professori che decide del futuro di Venezia? Ora, mi vuoi risposta, se gli alieni, guarda, sono Alabama, se gli alieni da Ponte Crepaldo. Cioè che i cani dei sono morti, mi metto sopra e montagne per capire il funzionamento, vi dico, secondo me se gli alieni, come chi ha fatto le piramidi, chi ha costruito anche il Mose, che c'è sempre sta, e cosa sei chi parla? Vada anche là, e chi sei? La regola numero 1 di quando arrivi a Venezia, oltre ad avere gli stivali per l'acqua alta, è assolutamente di stare attenti a dove si va, a mangiare i cicchetti nei posti giusti, a non prendere il caffè in Piazza San Marco. Ho fatto un passo in Piazza San Marco così, 35 euro un macchiato freddo, che sporo! Per quello Venezia affonda. Tanti danno la colpa alla politica, non si rendono conto che il Mose esiste da sempre, gli alieni l'hanno costruito migliaia e migliaia di anni fa. Oltre al problema di Venezia che sta affondando, io ho subito una grave patologia dove credo a tutto
E sono 10 anni che voto le stesse persone. Sono 10 anni che voto le stesse persone. Sì, sì, sempre gli stessi. È perché mi dice che sistema tutto, ma io ci credo. Ma loro salveranno veramente il mio paese. Ma chi sono questi alieni e perché hanno costruito le piramidi in mezzo alla laguna di Venezia? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Alabama. Se questo video qua sotto arriva almeno a 70 mi piace, io con l'Alabama University assieme a tutti vi racconto come far funzionare questa roba e come contattarli, e riusciremo a contattarne uno, riusciremo ad averlo vicino solo perché voi avete messo 70 mi piace qui sotto, almeno per l'Alabama University. Bambini, Alabama.